Reddito di cittadinanza e false vaccinazioni. Operazioni della polizia e dei carabinieri nel Palermitano. In cattedra oggi per il corso dei giovani architetti Lamendola e Cimino. Prezioso intervento del nucleo radiomobile ad Agrigento. Calcio e i 70 anni della sezione AIA di Agrigento. Bentrovati da TVA Notizie. Apriamo con la cronaca, con l'operazione dei carabinieri nel Palermitano che ha portato alla denuncia di 39 persone per il reddito di cittadinanza percepito con documenti falsi. Vediamo. Ancora furbetti del reddito di cittadinanza e ancora denunce da parte dei carabinieri. In 8 comuni della provincia di Palermo, l'Arma, dopo un'attenta indagine, ha denunciato 39 persone, 25 donne e 14 uomini, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Ad operare sono stati i militari della compagnia di Misilmeri e i colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo. Le persone denunciate sono residenti a Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campo Felice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria. Tra gli indagati vi è un soggetto condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso. Tutti avevano reso dichiarazioni false al momento di presentare le istanze all'INPS. Le denunce riguardano anche alcuni cittadini stranieri. E ancora cronaca, la Digos di Palermo ha eseguito 3 fermi disposti dalla Procura della Repubblica per false vaccinazioni. Ai 3 fermati sono contestati reati di corruzione, falso ideologico e peculato. Ad essere indagata è anche un'infermiera del lab allestito alla Fiera del Mediterraneo, addetta alle vaccinazioni. Uno dei fermati è Filippo Accetta, leader Novax, che si è reso protagonista come partecipante a manifestazioni a livello nazionale. L'infermiera è Anna Maria Lobrano, in servizio al Civico di Palermo. Al corso per giovani architetti che si sta tenendo ad Agrigento, oggi 2 relatori di prestigio. In cattedra Rino Lamendola, attuale presidente dell'ordine, e l'ex presidente Alfonso Cimino. Il servizio di Arturo Cantella. Concorsi di progettazione, affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, redazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Sono stati questi i temi della 4ª lezione del corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. Sul tema hanno relazionato gli architetti Rino Lamendola e Alfonso Cimino, nella loro qualità di esperti in materia di lavori pubblici. Siamo alla 4ª tappa di questo interessante corso di formazione professionale finalizzato ad offrire ai giovani architetti una buona opportunità per acquisire gli elementi di base necessari a superare le criticità che inevitabilmente vengono fuori nella fase di avvio della professione. Dopo aver trattato temi molto interessanti come la presentazione dei progetti di edilizia, gli incentivi del superbonus, il restauro e la valorizzazione dei nostri beni culturali, oggi è la volta dei lavori pubblici. È un tema che avrò il piacere di trattare unitamente all'amico Alfonso Cimino, mio predecessore nel ruolo di presidente dell'ordine. In particolare oggi cercheremo di trasmettere ai giovani architetti che frequentano il corso delle nozioni fondamentali per affrontare il mondo del lavoro, per entrare nel settore dei lavori pubblici. Quindi parleremo dei concorsi di progettazione, parleremo dei servizi di architettura e ingegneria,
dei vari livelli della progettazione di un'opera pubblica, parleremo della direzione dei lavori. Dopo questa lezione il corso riprenderà a gennaio, il 10 gennaio, quindi dopo la pausa natalizia, con una nuova lezione sui temi della sicurezza dei cantieri, lezione che sarà tenuta da esperti in materia come gli architetti Salvatore Galiano e Isabella Puzzangaro, che peraltro è consigliere del nostro ordine. All'interno di questo ciclo di incontri con i giovani professionisti, di cui devo ringraziare tantissimo il Presidente dell'Ordine degli Architetti Agrigento, Rino Lamendola, e tutto il Consiglio, con la Fondazione Architetti del Mediterraneo, con il suo Presidente Piero Fiaccabrino, hanno pensato di invitarmi per raccontare in maniera pratica l'ufficio della direzione dei lavori. Del resto, quando noi giovani architetti usciamo dalla facoltà di architettura, ma così come tanti liberi professionisti, ingegneri, geometri che si affacciano al mondo delle professioni, molto spesso vi è una grandissima differenza tra quello che si studia e l'attività pratica del cantiere, della progettazione, come conformare un progetto e nella fattispecie come organizzare una direzione dei lavori con tutto quello che comporta a livello normativo e burocratico, dove tra l'altro ci interfacciamo con imprese che ce l'hanno all'interno degli uffici che sono abbastanza organizzati e ci interfacciamo con l'ufficio dei responsabili unici del procedimento. Ecco, noi siamo il perno affinché vi sia una buona esecuzione di un'opera che possa essere pubblica o privata, e oggi tenterò con i giovani colleghi di raccontare qual è l'esperienza di un direttore dei lavori sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo tecnico. I carabinieri di Agrigento rintracciano e salvano un uomo affetto da problemi psichici che si era allontanato da casa. Arturo Cantella. Nelle prime ore dell'alba del 20 dicembre un equipaggio del nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento è intervenuto in contrada Businè per le operazioni di salvataggio di un uomo di 38 anni residente in provincia affetto da disturbi di natura psichica, che la sera precedente si era allontanato dalla propria abitazione senza fornire notizie. I familiari del giovane si sono accorti della scomparsa e si sono rivolti immediatamente ai carabinieri della locale stazione, che hanno subito diramato le ricerche sul territorio. L'equipaggio del nucleo radiomobile di Agrigento ha quindi perlustrato una zona impervia insistente in contrada Businè fino ad addentrarsi lungo le ripide pendici del vallone circostante, ove nell'alveo del fiume sottostante hanno individuato un uomo che si trovava intrappolato nel fango fino al busto, con un principio di assideramento in atto e in pericolo di vita per l'imminente rischio di annegamento. L'uomo quindi è stato soccorso dai carabinieri, che sono riusciti a metterlo in salvo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha subito trasportato presso l'ospedale di Agrigento, dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari, che lo hanno dichiarato non in pericolo di vita. Proseguono i lavori per il ripristino dei giunti di dilatazione sul viadotto della statale 122 nel tratto sovrastante la stazione bassa di Agrigento. Nella zona il traffico viene regolamentato dal semaforo. Come avevamo segnalato, nessun intervento invece riguarda le barriere di sicurezza che andrebbero sicuramente riviste e adeguate. Si sarebbe potuto intervenire contestualmente e questo almeno si sperava. Il Comitato per l'aeroporto di Agrigento ringrazia chi si dice disposto a dare una mano. Arturo Cantella. Il presidente Angelo Principato e il vicepresidente Piero Amel del comitato promotore dello scalo civile aeroporto centro-meridionale della Sicilia, a nome del comitato promotore, ringraziano i presidenti del Consiglio e i sindaci dei comuni per l'adesione da parte dei rispettivi consigli comunali della delibera di indirizzo con la quale invitano il sindaco e la giunta comunale a farsi qualificato promotore di una forte iniziativa politica a favore dell'avvio dell'iter
per il finanziamento e la realizzazione dell'aeroporto ad Agrigento. I consigli comunali che hanno già adottato la delibera in indirizzo, scrive Angelo Principato, sono Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Camastra, Casteltermini, Cianciana, Grotte, Ioppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Comitini. Gli altri comuni hanno già avviato l'iter di delibera dei rispettivi consigli comunali. Un ringraziamento, continua Principato, va agli ordini professionali, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quello dei medici chirurgi e degli odontoiatri, degli avvocati, della rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento, per avere manifestato l'adesione per la realizzazione dell'aeroporto, che contribuirà sicuramente ad aumentare il numero di visitatori nella regione, favorendo di conseguenza la crescita dell'economia del nostro territorio. Inoltre vi è ancora in attesa di ulteriori adesioni da parte di altri enti, per la quale è stata inviata la richiesta. Il comitato d'intesa con il cartello sociale e con la rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento, conclude Principato, plaude alla manifestazione di volontà della base popolare di tutto il territorio provinciale e si augura che ciò costituisca una forte spinta politica sostenuta da tutta la deputazione agrigentina senza distinzione di colore politico, finalizzato alla realizzazione dell'aeroporto. È stato inaugurato a Canicattì l'albero delle città. In sintonia con la città gemellata di Trivento, l'albero è stato realizzato e ricoperto da scacchi colorati lavorati all'uncinetto. E a Naro è stato acceso l'albero della luce, il passato che illumina il futuro. Vediamo. A Naro il passato illumina il futuro con antichi lampioni. È stato acceso infatti l'albero della luce. All'insegna del riciclo e della sostenibilità, l'albero di Natale del piccolo comune di Naro nell'Agrigentino ha realizzato con antichi lampioni. Le festività natalizie a Naro accendono giacimenti di memoria, di modelli, di valori, un balzo all'indietro nel secolo scorso che si realizza con un albero di Natale innovativo illuminato dagli antichi lampioni. Il passato ritorna per illuminare il presente e il futuro, per testimoniare la storia per la quale Naro ha meritato di essere denominata la Fulgentissima, per ricordare i suoi personaggi, il conte Gaetani, ispiratore della prima sagra del Mandorlo in fiore, la contessa Maria e la contessa Cesira, che il sabato sera amava assistere alle commedie nella scalinata del vecchio Duomo. Lungo il fil rouge della memoria identitaria, che coincide con quelle radici arabo-normanne che tanto hanno influito nella storia della Sicilia, Naro ritrova il suo fascino. Con un progetto sostenuto dal distretto turistico Valle dei Templi, la sindaca Maria Grazia Brandara non soltanto riesce a ridare una seconda vita a dei vecchi lampioni che giacevano abbandonati nei sotterranei del Palazzo di Città, ma anche a promuovere la destinazione nella cittadinanza barocca con un Natale speciale, un albero maestoso con tutti i suoi 16 metri di altezza, capace di illuminare la piazza Garibaldi in modo spettacolare con antichi lampioni. L'albero, afferma il sindaco Maria Grazia Brandara, vuole essere un inno all'ottimismo. In questo tempo caratterizzato da tante negatività, quei lampioni sembrano voler dire coraggio, dopo il buio viene ancora e sempre la luce. Anche Fabrizio Lagaipa, amministratore del distretto turistico della regione siciliana Valle dei Templi, afferma come il Natale sicuramente è diverso e questa luce sarà possibile grazie al comune di Naro e all'associazione Auser, presieduta da Lillo Novella, e a quanti stanno offrendo il loro personale contributo per la buona riuscita dell'iniziativa. E restiamo in tema natalizio. Natale alle Pagliarelli di Palermo. Ci sono le interviste a Salvo Randazzo per un concerto benefico e alla direttrice del carcere Maria Luisa Malato. Si è svolto al carcere Pagliarelli di Palermo un concerto benefico a favore dei detenuti che ha visto la partecipazione dell'artista Salvo Randazzo e della sua band. L'iniziativa, che si è svolta all'interno del teatro, fatto grazie all'impegno della direzione dell'area trattamentale educativa e del reparto di polizia penitenziaria, diretto dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo,
e anche alla fattiva volontà della direttrice dell'Istituto di Pena, Maria Luisa Malato, che ha permesso anche il coinvolgimento di tanti detenuti che si sono esibiti con canti sul palco, allietando la serata ai presenti. L'unica manifestazione organizzata per via della pandemia e delle restrizioni in atto, che in ogni caso ha voluto rappresentare momenti di convivialità ed emozione. Sono lieto di tornare ancora una volta qui, purtroppo per via dell'emergenza Covid l'anno scorso non è stato possibile farne parte, però anche oggi daremo vita a questo scambio di emozioni che solo qui avviene, ed è dal palco e verso il palco. Il Natale è un'occasione importante, è un'occasione di grande solidarietà e noi tutti abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza ai detenuti in occasione di queste festività. Sicuramente abbiamo da dire che anche la musica sappiamo bene che fa miracoli e quindi può diventare anche motivo di riflessione per gli errori commessi. Oggi proporremo una scaletta dove principalmente andremo a rivisitare tutti i grandi classici del panorama italiano ed internazionale, punteremo su qualcosa in particolare che riguarda il classico napoletano, che sicuramente per loro è molto più gradito, e anche lì poi proporremo l'opportunità di cantare dei brani insieme proprio al pubblico, quindi qualcosa che siamo sicuri che conoscono bene, in modo che anche loro potranno diventare protagonisti di questo evento. Questa è un'esperienza che ti arricchisce tantissimo, un'esperienza diversa da quella che possiamo trovare all'interno del teatro, dove io svolgo la mia principale attività, perché hai la possibilità di poter essere molto vicino a questo pubblico e loro hanno una grandissima capacità di trasmetterti questo calore, questa accoglienza e soprattutto di farmi sentire insomma proprio a casa, per cui è veramente una bellissima esperienza. Io desidero fare i miei auguri a tutti i ragazzi che si trovano qui, alle loro famiglie, affinché possano avere intanto la salute, e per loro in occasione di queste festività auguro che questo tempo possa trascorrere brevemente prima di poterli riabbracciare presto. Una manifestazione che ha fatto divertire tantissimo tutti gli ospiti di questa struttura che oggi erano presenti al teatro, purtroppo l'unica perché ci sono state diverse problematiche connesse a questa pandemia che ancora non ci vuole lasciare, però mi auguro che anche se si tratta di questo unico spettacolo, visto quanto è stato trainante Salvo Randazzo, che ringrazio con tutta la sua band dal più profondo del cuore, quantomeno siamo riusciti a dare a quelli che hanno potuto prendervi parte quel momento di stacco, di diciamo divertimento, di serenità, di rilassatezza che sicuramente non è facile in questo momento per nessuno riuscire a raggiungere, ma a maggior ragione per chi vive in questo regime di restrizione. C'è stata chiaramente questa piccola fase emozionale perché hanno compreso anche delle parole che ho fatto io all'inizio, proprio all'introduzione dello spettacolo, che condividono con anche la comunità esterna la difficoltà di un evento che ci ha colti tutti troppo all'improvviso e con pochi strumenti per difenderci, che è la pandemia. Chiaramente il vaccino ci sta aiutando, ma come si è visto non riesce a stoppare completamente i contagi, per cui ho fatto comprendere loro che è un momento che condividiamo tutti, dentro e fuori questo problema, quindi ancora di più rispetto agli altri anni ho colto proprio questa emozione e questo pizzico in più di preoccupazione, e ancora di più contiamo su questo tipo di eventi per poter dare quell'attimo proprio di stacco.
Donazione dell'azienda agricola Geva dei Fratelli Vita per il reparto pediatria dell'ospedale civile di Agrigento. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Il 18 dicembre scorso si è conclusa l'attività di beneficenza Adotta una vita. Con tale iniziativa l'azienda agricola dei fratelli Giuseppe Emanuele e Andrea Vita ha promosso l'adozione nei scorsi mesi di piante di vite. Il ricavato è stato devoluto al reparto pediatria di Agrigento del dottor Giuseppe Gramaglia. Grazie a tutti i sostenitori dell'iniziativa si è potuto fare così un gesto importante per i bambini ricoverati al reparto di pediatria. Sotto le indicazioni del primario del reparto è stato anche possibile acquistare molte attrezzature sanitarie necessarie ai medici e infermieri che ogni giorno con dedizione e professionalità si prendono cura dei piccoli pazienti. Inoltre è stata anche arricchita la ludoteca del reparto per donare attimi di spensieratezza ai piccoli bambini ricoverati. La donazione di beneficenza è avvenuta in concomitanza con il secondo anniversario della scomparsa del compianto dottor Carmelo Vita. Andrea Vita e fratelli ringraziano vivamente i sostenitori dell'iniziativa. Grazie al buon cuore dei tanti amici che hanno posto l'iniziativa siamo riusciti a fare molto di più di quello che pensavamo. Seminiamo il bene per raccogliere il meglio. E ancora notizie che riguardano il Natale. Marcello Giavarini, l'ex patron dell'Acragas, parla della sua iniziativa di accendere le luci di Natale nella sua città Licata. Ancora generosità per l'ex presidente dell'Acragas. Il mecenate Marcello Giavarini ha fatto infatti una donazione per rendere possibile l'installazione delle luminarie natalizie nella sua città di origine Licata. L'ex patron dell'Acragas non è la prima volta che compie gesti di tale stile. Tra i tanti vorremmo ricordare anche la donazione di 10.000 euro di abbonamenti alla squadra calcio della sua città Licata Calcio, avvenuto nel settembre del 2019. Quindi il sostegno della squadra della SEA Paragona, del suo amico presidente Nino Di Giacomo, con l'acquisto di oltre 150 abbonamenti. E ancora nel maggio del 2021 il sostegno dell'Licata Summer League, campagna di sensibilizzazione ENAC, ripartiamo insieme, il premio Marcello Giavarini, ma anche momenti di allegria e spensieratezza come quello del Carnevale Licatese nel febbraio del 2020. Dell'amministrazione comunale, come ho detto poco fa, veramente lodevole il fatto che abbia chiesto l'aiuto a noi privati, cittadini, per organizzare un Natale che poi è un Natale per i bambini. A loro che ci dobbiamo rivolgere, perché io poi sono sensibile ai bambini. Io ho vissuto fino a 13-14 anni qua a Licata, quindi i miei Natali sono a Licata e appunto ricordo le luci, lo zampognaro che veniva sotto casa, che suonava, quindi è impossibile adesso che è il momento che il Comune attraversa un periodo di ristrettezze economiche, noi cittadini non ci mettiamo a disposizione. È impensabile e inimmaginabile per me non poter dare una mano d'aiuto all'amministrazione delicata, al comune delicata, ma io parlo di amministrazione e di consiglio comunale indipendentemente. Max sequestro di cocaina a Messina. Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ulteriormente potenziato dalla Questura di Messina nell'ambito della campagna Natale in sicurezza, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 presunti corrieri calabresi. Gli indagati di 45 e 23 anni, secondo la ricostruzione degli investigatori, da confermare nelle successive fasi del procedimento, avevano appena consegnato a un pregiudicato messinese di 49 anni 4 involucri accuratamente confezionati, contenenti complessivamente circa 4,5 kg di cocaina. Il messinese a sua volta aveva consegnato loro circa 70.000 euro che si ritiene possano costituire il saldo di un acconto versato precedentemente quale corrispettivo della droga. Gli operatori della squadra mobile durante i servizi di osservazione delle aree considerate più sensibili rispetto al fenomeno dello spaccio hanno notato 2 auto, di cui una targata svizzera, a girarsi molto lentamente in zona Camaro, a brevissima distanza l'una dall'altra, come si trattasse della tipica staffetta finalizzata a eludere eventuali posti di controllo delle forze dell'ordine.
Una volta scattata la perquisizione, è emerso che gli involucri custoditi nello zaino contenevano 4,5 kg di cocaina purissima con polvere di caffè sparsa sulla confezione in modo da dissimulare l'odore caratteristico e 70.000 euro circa in contanti. Il controllo pertanto è stato esteso all'abitazione del messinese, dove sono stati rinvenuti e sequestrati poco meno di 170.000 euro, di cui una parte già confezionata in mazzette, pronte per la consegna. Lo stupefacente sequestrato, tra i più significativi effettuati nella città dello Stretto, ha un valore all'ingrosso di 200.000 euro circa e può fruttare sulle piazze di spaccio incassi fino ad 1 milione di euro. E restiamo a Messina, dove si lavora per la pulizia delle strade con 400 unità. Messina Servizi ha aderito al bando finanziato sul PON Metro che è stato presentato qualche settimana fa in sala giunta, i nuovi percorsi dell'abitare. È quindi non propriamente un'assunzione come quelle che sono state fatte per la raccolta differenziata e quella che avremmo fatto per lo spazzamento se non fosse stato bocciato dal Consiglio Comunale il piano Tari, ma è un'adesione a un protocollo finanziato sempre dal PON Metro che prevede la selezione di 400 soggetti adibiti allo spazzamento, che verranno adibiti allo spazzamento, che vengono selezionati fra quei soggetti che beneficeranno di una misura di sostegno al reddito da parte della Social City tra i soggetti interessati delle operazioni di sbaraccamento. Ecco, il settore dello spazzamento è un po' la nota dolente nella nostra città, non soltanto adesso ma anche in passato, un servizio che è stato quasi sempre carente. Quando siamo subentrati con la Messina Servizi è risultato evidente che c'era una carenza di operatori destinati allo spazzamento, erano circa 50 e di questi operatori la gran parte di loro sono abbastanza in avanti con l'età, quindi è un servizio gravoso, difficilmente possono essere portati avanti così. E quindi, passati i primi 2 anni in cui ci siamo dedicati a intensificare la raccolta differenziata, raggiungendo il traguardo del quasi 60% della raccolta differenziata ed eliminando i cassonetti stradali, che è stato un grande traguardo, lo step successivo era quello dell'assunzione degli addetti allo spazzamento. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Siamo giunti alla pagina sportiva, ascoltiamo una intervista al tecnico del Canicattì Calcio, Lillo Bonfatto. Al termine di Canicattì Marineo siamo qui con il tecnico biancorosso Lillo Bonfatto per un'analisi della gara. Mister, quest'oggi una vittoria coraggiosa del suo Canicattì che praticamente chiude il girone d'andata, anche se poi dovrete recuperare 2 partite, facendo un'ottima vittoria qui sul campo del Marineo. Sì, non so di risultati degli altri, sinceramente al momento non li guardo i nostri. Oggi siamo venuti qui consapevoli delle nostre forze, sapevamo di affrontare una buonissima squadra, reduce dal passaggio di turno contro l'Agras e quindi piena di entusiasmo. Siamo stati veramente bravi e abbiamo sofferto, chissà che, però voglio fare un complimento veramente a questi ragazzi che ogni giorno mi danno sempre qualcosa in più, motivazione in più, perché è un gruppo veramente straordinario, unito, un gruppo che non molla un centimetro. Questo per noi è essenziale. Dopo una giornata di stop, quella contro la Nissa, questo Canicattì è tornato alla vittoria e l'ha fatto molto bene. Ricordiamo anche un paio di gol purtroppo sfumati, però è un Canicattì che sta veramente bene. Come dico io, l'importante è arrivarci alla conclusione e c'è sempre quella pecca che non siamo cattivi sotto porta, però abbiamo bisogno ancora di lavorare, i ragazzi sono consapevoli di questi errori che facciamo e durante la settimana dobbiamo migliorarli. Adesso 10 giorni di pausa, poi subito in campionato per il recupero contro la Nissa, e intanto dal mercato è arrivato Alessandro Prezzabile. Sì, abbiamo la sosta forse per gli altri, per noi no, però va bene così, noi dobbiamo recuperare queste 2 partite importanti, quindi non vediamo l'ora di scendere di nuovo in campo, anche perché è giusto allenarsi, però è giusto giocare, cercare di dare qualcosa in più, soprattutto per i tifosi che ci seguono sempre in casa, in trasferta, cercano sempre, fanno tantissimi sacrifici, si fanno sentire, quindi noi veramente siamo contenti di regalare queste soddisfazioni a questi splendidi tifosi, a questa società che non ci fa mancare nulla.
ripeto, siamo contenti, è un campo difficile dove siamo stati bravi a portarci 3 punti. La sezione AIA di Agrigento ha compiuto 70 anni. Al microfono di Tonino Butera il presidente degli arbitri agrigentini Gero Drago. Nella splendida struttura del Monastero Santo Spirito di Agrigento, la Agrigento, sezione di Agrigento guidata da Gero Drago, oggi festeggia il 70° anniversario della fondazione della sezione. Presidente, una gran bella iniziativa. Sì, era giusto, era doveroso festeggiare quest'oggi 70 anni di storia della nostra sezione. Una sezione che ne ha fatta di strada, ne ha fatta di storia e oggi è una cerimonia appunto per rimarcare, per ricordare tutto il lavoro fatto in questi anni. Sarà un momento per dare merito ai presidenti della storia, per ricordare i tanti protagonisti che anche oggi non ci sono più, che hanno fatto e hanno messo le fondamenta della nostra sezione, ma sarà anche un momento per dare lustro alla nostra sezione, una sezione che è cresciuta tanto, che ricordo negli ultimi anni ha portato associati in tutte le categorie nazionali, perché noi siamo presenti dalla Serie A a scendere, e che sta facendo un grande lavoro di crescita per quanto riguarda i giovani. Stasera ci saranno anche ospiti d'onore che poi magari intervisteremo. Sì, oggi avremo l'onore, l'orgoglio di ospitare il vicepresidente nazionale dell'AIA, tra l'altro nella sua prima uscita in Sicilia, l'avvocato Duccio Baglioni, in rappresentanza dell'AIA nazionale e del nostro presidente neoeletto Alfredo Trentalange, che per impegni con l'UEFA non sarà presente. Avremo presenti altri componenti del Comitato Nazionale, ospiti importanti della Procura Nazionale dell'AIA, poi tutti i presidenti di sezione siciliana, il presidente del CLA Sicilia Cristina Anastasi, tutti i componenti del Comitato regionale. Insomma, sarà veramente una festa che si allargherà a tutta l'AIA. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.